La crisi idrica continua a preoccupare, in particolare nella zona montana. Il CAF è pronto a intervenire con i kit d'acqua per uso domestico. Le piogge della notte non hanno dato benefici alle falde. Nel dibattito sullo Ius Scholae, che prevede la cittadinanza italiana per bambini stranieri dopo un ciclo scolastico, il presidente della regione Fedriga esprime disaccordo e dice non è una priorità, prima l'integrazione. Da domani in vigore l'obbligo per i negozianti di accettare pagamenti elettronici. I commercianti udinesi si sono attrezzati ma chiedono minori commissioni, ci mangiano buona parte del guadagno. È arrivata in Friuli la fiaccola alpina che celebra i 150 anni dalla nascita del corpo. La cerimonia più toccante a Muris di Ragogna. Domani il simbolo giungerà a Gemona e nel Cividalese. In 2 anni ha scalato oltre 200 posizioni nel ranking mondiale. Si è realizzato anche il sogno Wimbledon per Riccardo Bonadio, tennista friulano da qualche anno trapiantato a Pavia. Buonasera a tutti voi e ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In primo piano ancora la crisi idrica che continua a preoccupare, in particolare in montagna con Carnia, Valcanale e Canal del Ferro. In caso di necessità per le famiglie, CAF è pronto a intervenire con dei kit d'acqua per uso domestico. Le zone che ci mettono un po' in preoccupazione fondamentalmente è l'area della montagna, quindi la Carnia, la Valcanale e il Canale del Ferro. Alcuni centri come Sauris per quanto riguarda la Carnia oppure Tarvisio e Chiusaforte per quanto riguarda il Canale del Ferro hanno delle situazioni di emergenza idrica. Diciamo ai nostri utenti che la situazione è di allerta, elevata attenzione, distacchi di consumi idrici ancora non ce ne sono. Certo che se alla lunga la situazione dovesse complessificarsi, non escludo che ci possano essere situazioni un po' di tensione, però al momento non è così, il servizio è garantito. Cerchiamo a tutti, questo è l'appello, di fare un uso consapevole dell'acqua, ricordando che anche nel nostro sito ci sono dei consigli pratici e usare tutti il buon senso nell'utilizzo di questa risorsa così preziosa. Abbiamo come CAF fatto un investimento qualche tempo fa di un'apposita macchina sacchettatrice che produce circa 15.000 sacchetti di acqua dolce al giorno, ogni sacchetto circa un 3 litri, 4 litri, che viene prontamente utilizzato presso quelle situazioni di assoluta emergenza. Abbiamo avuto l'anno scorso la Val d'Arzino per esempio, quindi siamo stati noi che abbiamo dato una mano al gestore Idrogea e adesso se ne abbiamo delle necessità noi avremo la possibilità di utilizzare o le autobotti o direttamente questi sacchetti, magari in collaborazione con le squadre di protezione civile regionale e comunale. Nonostante le precipitazioni che sono cadute nelle ultime 24 ore, le falde rimangono in secca e tra Orzano e Premariaco gli impianti non riescono più a prelevare l'acqua sotto certi livelli. Nelle ultime 24 ore sono caduti 200 mm di pioggia nella zona della Valcellina, 149 nell'area di Forni di Sopra e circa 100 a Tolmezzo. Le precipitazioni hanno portato benefici nell'area montana e soprattutto nel bacino del Tagliamento, ma da qui a dire che siamo usciti dall'emergenza siccità ce ne passa. Grazie alla perturbazione giunta tra martedì e mercoledì, per alcuni giorni non si prevedono condizioni critiche sul regime di portata dei canali gestiti dal Consorzio Bonifica Friulana, ma restano gravi le problematiche però legate alle falde. La cartina mette in evidenza che di acqua è caduta ben poca nella pianura, in particolare quella che venne definita la zona rossa del Friuli è quella orientale tra Orzano e Premariaco, dove il consorzio sarà costretto, stante il prolungato periodo di secca, a valutare ulteriori misure di razionamento in quanto gli impianti non riescono più a prelevare acqua dalla falda. Nella Bassa Friulana invece rimangono attivi gli impianti di pompaggio e l'esercizio dell'irrigazione di soccorso che viene attinto dai canali di scolo appositamente invasati dal personale del consorzio. Per questo la situazione verrà monitorata attentamente nei prossimi giorni dall'ente e non è scontato l'utilizzo di ulteriori misure per continuare a garantire il servizio idrico. E di siccità si parlerà questa sera dalle 19:45 a Screenshot. Ospite di Davide Vicedomini sarà la presidente del Consorzio di Bonifica Friulana Rosanna Clocchiatti e in collegamento per commentare i danni all'agricoltura il presidente di Coldiretti Udine Gino Vendrame. Parliamo dello Ius Scholae, la cui possibile istituzione è al dibattito in questi giorni. Interviene anche il presidente della regione Fedriga che dice: ho la cittadinanza perché sono integrato e non viceversa.
Ingresso in Italia entro i 12 anni e poi aver frequentato 5 anni di scuola, completandoli se si tratta delle elementari, e fare richiesta di cittadinanza entro i 18 anni. E lo Youth Scuola è in discussione in questi giorni in Parlamento e da parte del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga arriva la bocciatura. Noi siamo il paese che dà più cittadinanze in Europa. Non penso quindi che sia un problema dare prima la cittadinanza. Noi dobbiamo garantire i diritti a tutti, questo sia ben chiaro. Penso ai bambini che ce li hanno, giustamente, ovviamente a chi è presente regolarmente, questo sia ben chiaro, ma non penso sia un'emergenza del Paese anticipare o trovare altre strade per la cittadinanza. Noi diamo la cittadinanza e penso che la cittadinanza non sia un processo per integrare, ma sia la certificazione di un'integrazione avvenuta. Non ho mai visto sono cittadino e allora sono integrato, viceversa, ho la cittadinanza perché sono integrato. Tornando invece agli esiti delle elezioni, viene smentito ogni possibile direttorio in seno alla Lega a supporto del leader Matteo Salvini, composto dallo stesso Fedriga, da Luca Zaia e da Giancarlo Giorgetti. Lo leggo dai giornali, io ho sempre avuto molte informazioni che non conosco dai giornali. Ci sarà una riunione che è lunedì, ma non si parla di direttorio, facciamo ovviamente un'analisi sul voto e soprattutto un'analisi che possa guardare al futuro della Lega e del centrodestra. Io penso che in questo momento sia il centrodestra nella sua totalità a doversi confrontare per trovare una sintesi di un programma per il Paese. La Polizia di Stato ha indagato 4 donne italiane di età compresa tra i 40 e i 60 anni residenti fuori regione per i reati di diffamazione, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai danni del vicepresidente della regione Riccardi. Sul suo profilo Facebook erano stati inviati post denigratori in aperto contrasto con la campagna vaccinale. Ci hanno minacciato di morte, ci hanno minacciato di tutto nel corso della pandemia, quindi noi io ho presentato i documenti nei quali venivo minacciato fino al punto di essere anche osservato da parte delle forze dell'ordine per ragioni di sicurezza. Vi garantisco che non è un bel vivere, le autorità di polizia faranno il corso che devono fare. Io penso che possiamo avere delle opinioni diverse, ma manifestarle nel modo in cui le abbiamo manifestate contro chi principalmente era colpito. Ricordo che il Presidente della Regione non poteva andare a fare una passeggiata in un parco con i figli, anzi non lo fa ancora perché è scortato molto più di quello che sono stato in qualche modo osservato io per ragioni di sicurezza. Noi abbiamo fatto il nostro dovere responsabilmente, sappiamo che fare il nostro dovere ogni tanto costa molto, ma io sono contento di quello che ho fatto e soprattutto sono contento e spero che la giustizia vada avanti nei confronti di queste persone. Se lei incontrasse adesso queste persone, se lei le incontra vis-à-vis, che cosa dice a loro? Mi siederei con loro e gli chiederei perché, cercherei di convincerli non della opinione diversa che abbiamo, ma del modo con il quale si possono dire le cose. Le nuove positività rilevate oggi sono 1.382 da 6.556 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 7 persone, una in meno rispetto a ieri, 155 pazienti ospedalizzati. Negli altri reparti anche qui in discesa di 4 unità. Non ne si sono registrati oggi decessi. Il PD, numeri alla mano, va all'attacco della Giunta regionale sulla gestione delle liste d'attesa. La situazione è iniziata a precipitare già nel 2019, prima della pandemia. Questa l'accusa. Fra i tanti problemi della sanità, quello delle liste di attesa è quello più percepito dai cittadini. E se i dati che avevamo analizzato in Consiglio qualche settimana fa e che oggi presentiamo ai cittadini del 2019 e del 2020 erano già preoccupanti perché indicavano un allungamento dei tempi generalizzato, il 2021 sicuramente non ha visto un miglioramento. Nel dettaglio, nel 2019 le prestazioni entro i tempi massimi previsti dalle linee guida sono passate dall'80% al 72%, mentre nel 2020 il calo è stato di un ulteriore 6%. Le non urgenti, sempre nel 2020, sono scese del 43%, mentre nessuna delle 64 prestazioni previste per legge arriva al 90% dei tempi normati. E quindi c'è di fatto un'emergenza sanitaria che è data dall'allungarsi a tempi insostenibili per la salute dei cittadini, delle visite specialistiche, degli esami diagnostici
specializzati, insomma di tutto quel che concorre a fare prevenzione oppure anche a curare, se pensiamo anche agli allungamenti dei tempi per i ricoveri per interventi chirurgici. Sospeso e poi reintegrato dall'Ordine dei farmacisti nel giro di una settimana è quanto accaduto a Federico Montoro, titolare della farmacia di Cossignacco, che era stato sospeso il 25 maggio scorso, ma poi l'atto era stato ritirato dallo stesso ordine in autotutela il 3 giugno. La sospensione riguardava il tempo trascorso tra la guarigione dal Covid e la successiva vaccinazione. Il presidente dell'ordine di Udine, Gabriele Beltrame, spiega che si è ritenuto di ritirare la sospensione vista un'ordinanza del TAR lombardo che aveva sollevato alcuni dubbi sulla liceità del provvedimento. La sentenza del TAR lombardo è prevista per novembre. In attesa degli sviluppi, la sospensione è stata dovutamente ritirata. La SOFC è all'avanguardia per sistemi di assistenza sanitaria sul territorio grazie a un progetto di telemedicina. Vediamo. Telemedicina, un'esperienza nata durante la pandemia in azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale attraverso la clinica di chirurgia maxillofacciale. Ha ottenuto importanti risultati, tanto da fungere ora da apripista per ampliare il servizio sul territorio. Da questo c'è stato lo stimolo a voler intraprendere 2 progetti sperimentali per poi farli diventare istituzionalizzati, perché rientrano nel PNRR, quindi la missione 6 proprio che prevede la telemedicina, e quindi poter partire con 2 progetti sensibili. Ovviamente uno è quello della teleoncologia, quindi monitoraggio dei nostri pazienti a casa e screening e quindi diagnosi precoce del cancro del cavo orale, e l'altro è il teletrauma, che è più un progetto di sistema, perché vede collegata la struttura hub con gli SPOC, come è giusto che avvenga, in una sorta di interazione che diventa un'interazione tecnologica mediata dalla telemedicina e che permette di evitare per esempio dei trasferimenti dallo SPOC all'hub inutili, attivazione di ambulanze, attivazione di personale. Su questa strada l'ospedale di Udine intende continuare appunto per applicarlo anche ad altri settori, ad esempio alla gastroenterologia. Noi forniremo tutto il nostro know-how perché è importante che l'esperienza vada oltre i confini della maxillofacciale. E ASOFC continuerà a mantenere accessi separati istituiti durante la pandemia finché non arriveranno nuove indicazioni da parte del governo centrale. Gli ospedali, in questo caso l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, in attesa di capire come gestire i pazienti che sono ricoverati in ospedale per altre patologie e che sono positivi al Covid. La gestione del Covid per noi è stata una gestione problematica, difficile, nel senso che naturalmente dovendo separare dei pazienti da altri pazienti e mettendoli in altri reparti, sicuramente ha impiegato un numero importante di risorse. Pensiamo solo ai doppi percorsi nel pronto soccorso. Questo naturalmente riduce la possibilità poi di recuperare anche attività che sono rimaste sospese nel passato. Quindi la riorganizzazione è un'organizzazione che noi attendiamo. Naturalmente la parte sanitaria ha fatto già delle proposte, per cui però fino a quando queste proposte poi non verranno tradotte anche in documenti che non sono documenti solo regionali, ma sono documenti a livello nazionale, questi naturalmente dovremo mantenere i servizi che stiamo facendo in questo momento, quindi la separazione netta tra percorsi Covid e percorsi non Covid. Questo sicuramente si ripercuote su alcuni servizi. Nel pomeriggio di oggi un incendio alla Juliagraph di Premariaco, un'azienda specializzata nella stampa di etichette. Le fiamme sono partite da un bidone contenente del magnesio e hanno avvolto il premagazzino, ma poi fortunatamente non hanno intaccato il resto della struttura. È stato tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme. Danni dunque limitati, ma i locali sono ancora invasi dal fumo. 3 squadre dei pompieri dal comando provinciale di Udine sono ancora al lavoro per bonificare il sito.
C'è stato un infortunio sul lavoro questa mattina a Colle San Floriano di Polcenigo, alla taverna della Lana. Un operaio rumeno di 45 anni, dipendente della Marcolin Covering di Pordenone, è caduto da una scala da un'altezza di 2 metri mentre era impegnato nelle operazioni di smontaggio di un tendone esterno. Ha perso i sensi ed è stato soccorso inizialmente dal personale di un'ambulanza da Maniago. È intervenuto poi il soccorso proveniente da Belluno. L'uomo nel frattempo ha ripreso conoscenza ed è stato ritrasportato a Udine con un trauma cranico commotivo. C'è stato un violento acquazzone che ha creato questa mattina diverse criticità e alcuni danneggiamenti in montagna, in particolare a Forni di Sopra, con il sindaco che ha riferito che tra le situazioni ancora da risolvere ci sono i danneggiamenti per diverse baite in quote per il demanio sciistico. I lavori per vaia hanno tenuto, ma ci sono alcuni punti da mettere in sicurezza. E ci spostiamo a Trieste, dove ieri sera in pieno centro c'è stata una rissa. Qualche parola di troppo, poi sono volati pugni e calci. La Polizia di Stato, intervenuta subito sul posto, non esclude che nella violenta rissa scoppiata ieri sera in centro a Trieste, nella parte alta di Viale 20 Settembre, possano essere stati utilizzati coltelli o bastoni. Nel corso della lite un uomo di 40 anni straniero è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato con l'ambulanza d'urgenza all'ospedale Catinara. Al momento sull'episodio trapela poco. I poliziotti della questura di Trieste stanno cercando di capire i motivi della rissa e soprattutto se il ferito sia stato colpito ripetutamente da colpi di fendente oppure con un bastone. L'uomo, soccorso da personale del 118, si trova ora nel nosocomio cittadino. La rissa ha visto il quarantenne essere aggredito da più persone contemporaneamente. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da domani entra in vigore l'obbligo per tutti i negozianti di accettare i pagamenti elettronici. Siamo andati a vedere se sono pronti e cosa ne pensano. Aspetto che azzerino le commissioni bancarie su tutte le transazioni, poi posso anche fare salti di gioia. Abbiamo dei margini sui prodotti inerenti al tabacco o i servizi come le marche da bollo, i biglietti dell'autobus che sono irrisori e che vengono mangiati dalle commissioni interbancarie. Sulle ricariche telefoniche ho smesso di farle per questo motivo, perché volevo pagare col POS, andavo in rosso. Da domani i commercianti professionisti saranno obbligati ad accettare pagamenti con il POS, anche se per pochi spiccioli. Chi si rifiuta può essere sanzionato con una multa di 30 euro più il 4% del valore della transazione. Quasi tutti i nostri associati, spiega il presidente di Confcommercio Udine, Giuseppe Pavan, si sono attrezzati, ma le commissioni incidono troppo sul margine del commerciante, specie se si tratta di piccoli acquisti. È necessario, continua, trovare un equilibrio con le banche attraverso un percorso condiviso. Un pensiero questo condiviso dai commercianti del capoluogo. Noi il POS ce l'abbiamo già da sempre, non concordo con quello che stanno facendo e chiederei alle banche che non ci facessero pagare, perché per 1,20 euro di caffè pagare una commissione mi sembra una cosa un momentino esagerata. Abbiamo sempre fatto anche la pallina da 1 euro, 1,50 euro, anche l'acqua sono eccessive, però cosa dobbiamo fare? Adesso è questo e dobbiamo adeguarci, è tutto eccessivo. Le commissioni come sono? Una minima commissione, però è tanto la perdita di tempo che io... Però se c'è cosa da farlo si fa. Dà fastidio anche perché sono i costi del POS, di tutto. E dopo devo stare qua, tanto va, deve aspettare. Sì, non è facile. A Udine troverà presto una nuova destinazione d'uso. L'ex caserma Duodo sarà la sede dell'Istituto Uccellis. Anni e anni di abbandono e di incuria per un edificio in pieno centro a Udine finiranno nei prossimi tempi. L'ex caserma Duodo, già distretto militare e prima ancora convento fin dal Settecento, presto diventerà la nuova sede dell'Istituto Uccellis di Udine, con anche la costruzione di un convitto nelle cellette dei monaci che vi abitavano. È la decisione presa dal Comune di Udine con la collaborazione di EDR e Regione. L'edificio, visto la posizione che ha, è adatto proprio ad essere, adibito a nuovo istituto delle scuole superiori e anche come nella parte antistante verso via Lungheria, visto che lì c'era il convento dei padri missionari con le cellette tutte belle raffrescate che sono anche appunto vincolate, si presta a essere un nuovo convitto, per cui dato che l'Istituto Uccellis è forse effettivamente la scuola in maggiore sofferenza perché è quella che ha più sedi, mi pare che ne abbia 5 o 6, l'idea dell'EDR che è il soggetto giuridico che si occupa insomma per mano regionale appunto di istruzione delle scuole superiori, ha pensato che quello poteva essere l'edificio
adatto per appunto inserire una nuova sede per l'Istituto Cellis e anche una sede convittuale. Una volta che l'EDR sarà partito facendo tutte le verifiche di sismicità e poi dopo si va avanti con step di 6 mesi in 6 mesi. E per quanto riguarda invece l'ex caserma Osopo, i lavori che si concluderanno tra qualche mese hanno riservato più di qualche sorpresa. 2 profondi vasconi sotterranei di cemento, forse costruiti per convogliare le acque reflue, ma in realtà mai comparsi nei disegni e nei progetti. È l'ultima, non certo positiva, scoperta fatta all'interno dell'ex caserma Osopo, che alla fine del cantiere diventerà la nuova sede dell'Associazione Udinesi. Un problema da sanare, con l'amministrazione comunale di Udine che ha dovuto approvare una variante al progetto di ben 39.000 euro. Riguarda nell'ambito della caserma Osopo i lavori della ex prigioni, così chiamato, quell'edificio che sarà consegnato i primi di agosto. La variante cosa consiste? Nel fatto di lasciare le 2 vasche in cemento, però per poter andare avanti con le pareti interne è stato deciso di aumentare il pavimento, lo spessore del pavimento, che è stato praticamente raddoppiato, mettendo in sicurezza il cantiere intero dell'opera, in modo tale che non ci possono essere problemi strutturali né oggi né domani né mai. Appena verrà completata sarà lo spazio per nuove associazioni, che a Udine ce ne sono tante che hanno fatto domanda per avere una propria sede, un punto per trovarsi, e questo edificio sarà a loro dedicato. Si è spento nella notte a 71 anni Antonio Tozzi, ex questore di Udine Gorizia. Aveva trascorso tutta la sua carriera professionale in regione con l'incarico di questore nel 2008 a Gorizia e poi a Udine dal 2010 fino al pensionamento nel 2014, quando gli erano stati conferiti il sigillo della città e quello dell'Ateneo. Con la scomparsa di Antonio Tozzi, ha sottolineato l'assessore regionale alla sicurezza Roberti, la regione perde non solo un fedele servitore delle istituzioni, ma soprattutto un uomo di grande valore, rettitudine e profonda umanità. Sarà la Regione a farsi carico delle borse di studio riservate agli studenti ITS non inclusi nelle risorse del PNRR, lo assicura l'assessore Rosolén. La Regione si farà carico delle borse di studio per merito e per reddito riservate agli studenti ITS, idonei aventi diritto non inclusi nelle previsioni del decreto ministeriale che ha attribuito, grazie ai fondi PNRR, maggiori risorse per il diritto allo studio universitario. Ad assicurarlo è l'assessore regionale all'istruzione, Alessia Rosolén. L'amministrazione Fedriga ha deciso di applicare quanto previsto dal decreto ministeriale per il diritto allo studio universitario anche ai ragazzi che si iscrivono nelle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post-diploma della Regione, incrementando il valore degli importi delle borse di studio dall'anno 2022-2023 e definendo gli stessi criteri di ammissibilità previsti per gli studenti delle università, con la previsione di un sensibile ampliamento del numero dei beneficiari. La prima novità per gli studenti, come ha dettagliato Rosolén, riguarda l'innalzamento delle soglie ISEE e ISPE per accedere al contributo. Cambiano anche i valori delle borse di studio, che aumentano di 900 euro per gli studenti fuori sede, di 700 euro per i pendolari e 500 euro per gli studenti in sede. A riguardo sarà pubblicato dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio un bando dedicato agli studenti ITS per la richiesta delle borse di studio e degli altri benefici come alloggi, mensa e trasporti. Sono 27 milioni di euro investiti nell'area dell'Ausacorno in lavori pubblici tra fondi regionali ed europei. Un'area industriale sempre più efficiente ed ecologica grazie agli investimenti regionali ed europei. Nell'Ausacorno sono stati realizzati negli ultimi anni lavori pubblici per complessivi 14 milioni di euro, a cui se ne aggiungono 13 di nuovi interventi già finanziati. Le opere realizzate riguardano in particolare la viabilità ferroviaria, con il raddoppio dei binari per un tratto di oltre 7 km e l'efficientamento idraulico dell'area industriale. Tra gli interventi futuri figura invece il progetto di elettrificazione della banchina portuale Margaret, che verrà anche implementata da un sistema di pannelli fotovoltaici. Il Friuli Venezia Giulia è tra le prime 3 regioni italiane ad aver ottenuto il finanziamento europeo a questo scopo. Ci portiamo alla pari con i maggiori porti italiani. È previsto che la progettazione sia conclusa entro il 2023, entro il 2024 dovremmo aver affidato i lavori ed entro il 2026 noi dovremmo aver concluso i lavori.
Resta inoltre al vaglio l'ipotesi, nata dall'iniziativa di Danieli e della società ucraina Metinvest, di dotare l'area di Portonogaro di un polo siderurgico. Noi ovviamente siamo favorevoli, lo intendo come giunta, ma in generale anche col collega Bini. È chiaro che non è una passeggiata, sarà difficile dal punto di vista amministrativo, però è uno sviluppo anch'esso fondamentale per dare completezza a questa area qua. Nuovo collegamento ferroviario per il porto di Trieste. Un nuovo collegamento che consentirà di rifornire in Slovenia la fabbrica della multinazionale cinese Hisense con cadenza di 2 o 3 collegamenti per settimana. Il colosso delle spedizioni COSCO ha inaugurato il nuovo collegamento ferroviario in partenza dal Molo Settimo e qualcuno ha sollevato qualche preoccupazione circa l'opportunità nel quadro geopolitico. C'è una guerra, c'è chi sta da una parte e chi sta dall'altra e questo il nostro governo lo sa molto bene. L'autorità portuale è lo Stato ed è chiaro che lo Stato non va a fare nessun tipo di accordi con soggetti che in questo momento sembrano stare dalla parte opposta rispetto alla nostra. Dico sembrano perché chiaramente posizioni ufficiali non ci sono, ma è chiaro che però sappiamo benissimo da che parte sta l'Italia e l'Italia e il governo significa anche l'autorità. Quindi non stiamo parlando di investimenti, stiamo parlando di 4 treni su 250 e sono merci che passano dal nostro porto. Quindi noi seguiamo la linea totale del nostro governo, la linea che sembra essere, e non ho ipotesi per pensarla diversamente, atlantista, e da questo punto di vista l'autorità di sistema vigila e quindi se qualcuno ha qualche preoccupazione stia tranquillo che abbiamo più informazioni di chiunque altro per poter vigilare meglio di chiunque altro su queste cose. È arrivata in regione la fiaccola che celebra i 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini. Ha fatto il suo ingresso in Friuli Venezia Giulia, la fiaccola alpina della memoria della tradizione, partita il 6 di giugno da Ventimiglia. Viaggio che si concluderà il 2 di luglio a Trieste, tutto per celebrare i 150 anni dalla nascita del Corpo degli Alpini. Oggi è stata la volta della fiaccola che è partita da Conegliano, ha raggiunto Pordenone, poi Aviano, Pinzano al Tagliamento, per poi arrivare a qui dove siamo e dove abbiamo raccontato l'arrivo della fiaccola appunto nella chiesetta alpina di Muris per arrivare a Tolmezzo. Qui c'è una piccola che si chiama Marta. E il nonno? Io il nonno. Alpino? Alpino del gruppo di Muris. Questi sono i miei atleti che hanno partecipato all'Aquila alle Alpiniere estive. Facciamo il giro per Tolmezzo, facciamo circa 4 km e mezzo e ritorniamo in piazza dove è il monumento dell'Alpino a Tolmezzo. Stiamo testimoniando sul nostro territorio, con il nostro percorso, tutti i valori propri del Corpo degli Alpini, lo stiamo facendo con la vicinanza della popolazione, delle amministrazioni e delle associazioni locali. La staffetta è partita in realtà il 6 di giugno da Ventimiglia e sta collegando tutta quanta quella che sono le città, le valli e i posti più cari agli alpini. Farlo qui, che è anche un po' il mio, dove sono nato, dove sono cresciuto, è ancora un simbolo più grande. Ora, rompi! Torniamo a Udine con il programma Sabato della Notte Bianca. Udine si prepara a vivere una giornata intera di saldi e di concerti. Sabato è in programma la Notte Bianca, dietro il cui nome si nascondono in realtà quasi 24 ore di eventi. Si parte infatti con il concerto dell'Alba in Piazza Libertà per concludere con lo spettacolo di Francesco Gabbani in Castello. Il 2 di luglio partono i saldi estivi e quindi in occasione di questo, che è un momento di shopping importante per gli operatori della città, il Comune di Udine quest'anno ha organizzato diversi eventi che partono all'alba, perché chi vuole alzarsi di buona mattina potrà godersi uno spettacolo unico, perché alle 7 di mattina in Piazza Libertà si esibiranno 2 giovani artisti friulani con un pianoforte a coda. Poi la giornata proseguirà, ci auguriamo anche con un ritorno positivo per i nostri operatori economici, e poi ci sarà il gran finale la sera alle 21:30 in Castello a Udine, nel piazzale della Patria del Friuli, dove si esibirà un grandissimo artista come Francesco Gabbani, e so che ormai i biglietti sono andati a ruba e quindi ci sarà un sold out per questo grande evento. Ecco, quindi penso una serie di iniziative di cui ne potranno godere non solo i cittadini udinesi e friulani, ma anche i tanti turisti che ormai transitano quotidianamente nella nostra città. E andiamo a Sappada, dove dal 1 al 10 luglio ritorna Gustosa Sappada.
Ospitalità autentica elevata dall'enogastronomia di alta qualità. Si presenta così Gustosa Sappada, festival giunto alla seconda edizione, che proporrà dal 1 al 10 luglio degustazioni, menù tipici e percorsi a tema in quota tra Sappada e Forniavoltri. I 27 sono le attività che hanno aderito tra ristoranti, B&B, pasticcerie, un panificio, che propongono quest'anno dei menù e dei prodotti a tema, e il tema sono i sapori di una volta. Quindi per 10 giorni i nostri ristoranti e tutte le attività che aderiscono presenteranno queste tipicità, e in più nelle 2 giornate di sabato, domenica 9 e 10 lungo il Sentiero 5 si potrà assistere ad una kermesse di prodotti del territorio, molti a chilometro zero, e poi ci saranno musica e intrattenimento ad allietare una parte di Gustosa Sappada proprio molto più bucolica rispetto a quella dei ristoranti. Come si inserisce questo festival nel programma per l'estate di Sappada? Allora diciamo che abbiamo ideato un programma di manifestazione molto ricco. Siamo partiti settimana scorsa con il primo concerto dei Borghi della Notte Romantica, che ha voluto dare il via e là a una, come ho detto, una ricca programmazione estiva che spazierà in tantissimi campi, dallo sport al teatro alla musica. Come si prospetta la stagione per Sappada? Al momento io direi molto bene. Abbiamo vissuto un giugno molto al di sopra delle aspettative. Abbiamo poi delle buonissime prenotazioni per tutto il mese di luglio, abbiamo già un tutto esaurito per il mese di agosto. La kermesse, organizzata dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo con il sostegno di Promoturismo FVG, è stata presentata questa mattina a Udine, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini e di Fabrizia Meroi, nominata chef dell'anno per il 2022 dalla guida L'Espresso, e che ieri è stata informata delle 3 forchette assegnate dalla guida Gambero Rosso al suo ristorante Laite a Sappada. E la Regione sta vivendo un momento molto importante e positivo dal punto di vista turistico. Assessore, dal mare alla montagna, l'enogastronomia è sempre una carta vincente, lo in particolare in Friuli Venezia Giulia. Assolutamente, stiamo vivendo un momento davvero magico, il turismo a tutto tondo sta tirando in maniera significativa, in maniera importante. L'enogastronomia è una delle carte, uno dei jolly che noi ci possiamo giocare tranquillamente sia a livello regionale, nazionale, ma anche e soprattutto a livello internazionale. Eventi come questi sono eventi che arricchiscono un già ricco palinsesto, quindi insomma stiamo vivendo una stagione meravigliosa nonostante i condizionamenti che ancora, ahimè, ci sono, però numeri importanti, incassi importanti, visitatori, momento davvero magico. E questa mattina è stata presentata l'edizione numero 54 della Barcolana. Il colpo di cannone sarà come da tradizione la seconda domenica di ottobre, ma Barcolana 54 sta già scaldando i motori con il via alle iscrizioni. Sarà, hanno sottolineato il presidente della SVBG Mitia Gialuz e il governatore Massimiliano Fedriga, la Barcolana della ripartenza dopo 2 anni di pandemia. Tornano gli eventi live, mentre per i regatanti ci sarà anche uno sconto. Chi si iscriverà entro il 10 settembre avrà uno sconto del 20%, le barche più piccole fino alla 4ª categoria, dalla 3ª categoria in su uno sconto del 10%. Credo che sia importante ripartire dal nostro popolo della Barcolana, degli amanti del mare, degli armatori, dei marinai che ogni anno ritornano in Barcolana e quest'anno ci torneranno per fare festa. Festa in mare e anche a terra, main sponsor dell'evento Generali, con la prima uscita ufficiale del nuovo presidente, Andrea Sironi. Barcolana è una regata molto prestigiosa a cui non ho mai partecipato, quindi non vedo l'ora di avere questa opportunità e sono contento in qualità di presidente generale di poter firmare questo rinnovo della partnership triennale di un'iniziativa così importante che per noi ha un significato così importante, specie nella città di Trieste dove siamo nati. Vi lascio a Sport FVG e poi al Meteo, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata.